Qual è l'obiettivo della giornata di oggi? Porci una domanda e stimolare una discussione su quali possono essere le differenze nell'applicazione della difesa integrata tra il biologico e il convenzionale o le diverse forme di convenzionale che possiamo immaginarci. È la stessa cosa? Se noi guardiamo la nostra legislazione che è in vigore in questo momento, noi vediamo che dalla direttiva 128, che è, diciamo, è la mamma della difesa integrata come oggi la intendiamo, ai provvedimenti poi di recepimento nazionale, quale il PAN, e i provvedimenti anche regionali oggi in vigore, che dobbiamo comunque sempre considerare, alla fin fine già di per sé l'agricoltura biologica, come mostrato da questa slide, viene considerata una soluzione per ridurre la dipendenza dai fitofarmaci. Quindi di per sé fare agricoltura biologica viene considerata una soluzione per ridurre l'uso dei fitofarmaci di sintesi. Visto che non sono previsti, è abbastanza anche logico aspettarselo, e quindi di per sé una risposta a questa domanda: ridurre la dipendenza dai fitofarmaci di sintesi. Ma fare solo agricoltura biologica è sufficiente o dobbiamo applicare bene i principi della difesa integrata anche all'interno dell'agricoltura biologica? Quindi cercheremo di stimolare una discussione oggi su questo tema, su questa domanda, e di trovare risposte a questa domanda. Partirei per ragionare su questo da questa diapositiva, da questo mal di testa che può derivare dal capire cos'è un agroecosistema. Che sia biologico o non biologico, sempre su un agroecosistema noi dobbiamo lavorare. E un agroecosistema è composto da alcune componenti fondamentali, quali il terreno, ovviamente, le piante, tutto quello che ci sta sopra, da molti organismi utili e molti fitofagi che vivono sopra e sotto il suolo e all'interno del suolo, e da un microclima che a sua volta è influenzato da tutto quello che c'è all'esterno, dai grossi fattori climatici che determinano poi un microclima che noi in qualche modo possiamo modificare, ma chiaramente con limiti abbastanza ben definiti. Queste componenti dell'agroecosistema per noi sono complesse. Perché? Perché sono molteplici. Tutti i microrganismi del terreno, gli insetti del terreno utili per la degradazione della sostanza organica o che hanno altre funzioni, patogeni o non patogeni, eccetera, 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 si modificano continuamente e si modificano interagendo tra di loro, sia all'interno del suolo, sia sopra il suolo, e quello che succede sotto influenza anche quello che succede sopra. Quindi quello che vedo oggi verosimilmente non è più vero domani, perché l'equilibrio che io avevo ieri, per via di tutte queste modifiche, di tutte queste interazioni, anche scatenate dagli eventi climatici, porta ad equilibri diversi. E io su questo grandissimo, complessissimo sistema interagisco in modo variabile a seconda di quello che è la mia impostazione. Interagisco facendo delle scelte di lavorazione, di concimazione, di trattamenti, eccetera, durante tutta la stagione. Se lo faccio con un approccio da agricoltura biologica, interferirò in certo modo e quindi porterò gli equilibri a modificarsi secondo certe direzioni. Se lo faccio secondo altri principi, con magari trattamenti di sintesi a largo spettro, posso indirizzare in un altro modo. In ogni caso porto ad equilibri diversi che non è facile prevedere. Per questo, alla fine, scusatemi, tutte queste interazioni che io faccio secondo la mia cultura, quello che la società mi chiede, è una sintesi. La mia decisione deriva da tutto quello che ho nel mio cervello e dal progetto di azienda che ho. Tutte queste scelte che interagiscono in questo complesso agroecosistema mi danno poi dei risultati in termini di qualità e quantità di prodotti, e in termini di reddito che ne posso ottenere, e in termini di impatto ambientale e di servizi
con la parola moderna ecosistemici, che da questi derivano. È chiaro che questi risultati dipendono dalle scelte principali e dipendono da come ho costruito, come ho interagito io fin dall'inizio nel mio agroecosistema. Le scelte in agricoltura, che sia biologica o che non sia biologica, dovrebbero basarsi sulla capacità di prevedere cosa succede nel mio ecosistema. E quindi noi ci immaginiamo un'agricoltura del futuro in cui modelli previsionali sempre più precisi, sempre con più componenti dentro, con algoritmi sempre più affidabili, riescono a prevedere settimana per settimana quale sarà l'evoluzione del mio agroecosistema e cosa ciascun intervento che io farò sulla sinistra della mia diapositiva effettivamente produrrà nel nostro ecosistema. E lo dobbiamo pensare come modelli che riescono a prevedere secondo zone omogenee. Ciascuna azienda, biologica o non biologica, dovrebbe essere zonizzata con zone omogenee che hanno caratteristiche ben definite e quindi sulle quali, inserendo i parametri di queste zone nei modelli, si possono fare previsioni precise per ciascuna zona omogenea, riuscendo sempre di più a fornire al mio ecosistema quello che il sistema cultura-pianta in quel momento serve. Questa è una visione per la nostra agricoltura del futuro. È chiaro che quello che io farò come interventi interagisce fortemente su quello che succede nell'agroecosistema e su quello che io produco in termini di prodotti e impatto. Detto questo, io posso intervenire in diversi momenti in questo equilibrio del mio agroecosistema. Un primo momento è a livello di prevenzione, di decisioni strutturali sulla mia azienda che determinano un equilibrio già di fondo. Possiamo dire, rispetto alla slide precedente, che tanto più complesso è un sistema, generalmente la scienza ci sta indicando questo, tanto questo sistema è più stabile. Quindi le scelte che normalmente si fanno in biologico sono scelte che tendono a dare complessità a questo agrosistema, sia a livello di suolo, per esempio con l'introduzione delle cover, con una copertura veramente continua del terreno, una diversificazione nella rotazione forte che tende generalmente ad aumentare questa complessità e quindi anche la stabilità e quindi anche a ridurre il rischio che delle malattie e delle avversità in generale possano perturbare questo mio ecosistema. E questo equilibrio posso farlo con le infrastrutture ecologiche, con quello con le siepi, con le scelte di rotazione, con l'introduzione di fasce inerbite che favoriscono anche i pronubi e molte altre cose che ovviamente adesso non abbiamo il tempo di approfondire, ma che di cui dobbiamo tenere conto nella analisi generale di quello che andiamo a dire. Quindi la prevenzione che prevede la normativa sulla difesa integrata è buona parte quello che nell'agricoltura biologica comunque si dovrebbe fare e quindi dovremmo dire che in questo senso le scelte di fondo, strutturali, progettuali di azienda dell'agricoltura biologica tendono a rispettare quanto la prevenzione prevede. Signor Presidente, lei ha qualcosa da opporre fino ad oggi? No, per adesso non l'ho ancora fatto arrabbiare, ma adesso cercherò di stimolare una leggera incacchiatura con la successiva slide. Non è detto però che tutto quello che io ho fatto come prevenzione sia sufficiente ad evitare problematiche fitosanitarie e quindi a evitarmi di dover intervenire successivamente. Allora, dopo aver fatto tutto quello che io posso per ridurre il rischio di avere danni da avversità, io devo comunque andare a controllare e quindi devo fare monitoraggio. Devo vedere i livelli delle popolazioni delle avversità, dei fitofagi, ma anche delle malattie fungine e di qualsiasi altra avversità che possa avere, per capire se queste superano una soglia e quindi poi intervenire se è necessario, ovviamente seguendo dei principi
della difesa integrata e delle regole fondamentali del biologico, perché di biologico in questo momento stiamo parlando. Ma anche per il biologico, a mio modo di vedere, e questa è la prima provocazione al mio Presidente, è che non posso fare trattamenti a calendario, non posso farli senza aver visto prima se effettivamente la popolazione dell'avversità X aveva superato una certa soglia. E quindi per me questo principio, quindi a volte una tendenza, mi permetto, a volte fideistica sul fatto di avere già un equilibrio avanzato, non mi esime dal controllare i livelli dell'avversità e a prendere le decisioni in funzione del... Ecco, ho già fatto incacchiare il signor Presidente, prego. Non mi hai fatto arrabbiare, mi hai dato il là per dire una cosa. Che il regolamento c'è, che regola l'agricoltura biologica, e adesso staremo a vedere il prossimo di prossima entratura che arriverà, va bene? Non è completo, non è, come dire, senza macchia, senza errore. Ha delle grosse fallanze, sono il primo a dirlo, quindi per certi aspetti ti do ragione. A me andava bene. Per certi aspetti ti do ragione. Per esempio, e faccio degli esempi, sulla biodiversità manca una cosa importante, gli elementi che vanno, quello che diceva lui prima, a completare, no? Perché adesso loro sono al primo anno, ai primi incontri, diciamo, non sono ancora nella fase avanzata, ma le prossime volte che ci vedremo costruiremo un'azienda biologica, un'azienda frutticola, perché mi occupo soprattutto di frutticoltura, però. E da dove partiamo? Partiamo dalle siepi, dai boschi, quello che ha detto prima Furlan, no? Dai corridoi biologici che non esistono più, perché se ci guardiamo attorno non ci sono più. Se voi guardate soprattutto la parte della pianura, ma anche la collina, perché la collina ormai è una grande monocultura di vite, c'è solo la vite. Siamo arrivati a 100.000 ettari di vite nel Veneto, quindi è una grande monocultura. E se io vado in Val Policella e gli levami un ettaro di vite e metti un ettaro di bosco, mi fanno... No, non diciamo, no, si trattenga, signor Presidente. Mi trattengo. Per cui, però stiamo facendo una cosa con loro e qualcuno ha già iniziato. Stiamo dicendo, non un bosco, ma leva un filare di vite e comincia a mettere una siepe. Filare di vite non sarà mica la morte, ma cominci a creare un po' di biodiversità all'interno di questa terribile monocultura, perché voi pensate che nel Veneto abbiamo già passato la sciarca, no, oltre al Covid, prima del Covid c'è stato la sciarca sul pesco, il colpo di fuoco batterico sulle pomace, l'influenza aviaria che adesso sta ancora imperversando, sono tutti frutti dello stesso modello che è sbagliato, ok? Non vorrei mai che arrivasse qualche piccolo problema, qualche piccolo virus, qualche piccolo sulla vite, perché se arriva questo la nostra regione va in crisi totale. Ecco, mi fermo qua dopo. Grazie signor Presidente. Quindi condividiamo il principio che complessità aiuta ad avere stabilità, a ridurre quindi il rischio di dover fare interventi contro le avversità stesse e che i trattamenti preventivi a calendario senza una valutazione dei livelli di popolazione delle avversità e confrontati con una soglia non sono in linea con la difesa integrata, quindi non sono in linea con la legislazione anche in agricoltura biologica. Perfetto. Andiamo allo step 2, qui diciamo che dovremmo avere le soglie di tutto e questa è una lacuna non solo in agricoltura biologica ma in generale. Se noi vogliamo applicare bene la difesa integrata dovremmo avere per ogni accoppiata cultura-avversità una soglia e un metodo per determinare il livello della popolazione riconosciuto, affidabile, facile, economicamente sostenibile. Questo dovrebbe essere per tutte le culture, per tutte le avversità e quindi il modo di rendere veramente applicabile la difesa integrata è
fornire in modo semplice, applicabile, le soglie per ciascuna accoppiata, cultura, avversità, sempre tenendo conto di questo approccio olistico, che noi quando facciamo qualcosa lo facciamo intervenendo in quel complessissimo ecosistema che continuamente varia e interagendo trova equilibri nuovi. E dobbiamo fare in modo che chi fa agricoltura in generale e soprattutto chi fa agricoltura di qualità sia ad uso ad applicare queste soglie e questi metodi per valutare i livelli delle popolazioni. E qua la provocazione, che non è una provocazione, è questo vale per l'agricoltura convenzionale e vale altrettanto per l'agricoltura biologica. E penso che su questo non ci possa essere assolutamente differenza. Prego signor Presidente. Sull'agricoltura biologica, perché non abbiamo le bombe e le armi atomiche che hanno nel convenzionale. Noi dobbiamo essere molto preventivi nel nostro controllo delle malattie fungine e dei parassiti, quindi dobbiamo partire a monte, quindi con tutti gli accorgimenti che si diceva, e comunque i monitoraggi per noi sono fondamentali. Condivido, tuttavia a favore dell'agricoltura biologica c'è una complessità di partenza maggiore, come abbiamo detto prima, e forse questo un po' può compensare questa, diciamo, defiance o questo punto debole del biologico. E ovviamente questo vale, lo diciamo, ma tutte le accortezze per non esagerare nei trattamenti, nell'restare nel target, eccetera, eccetera, valgono nel convenzionale e ovviamente valgono altrettanto nel biologico per gli stessi motivi che abbiamo prima esposto. Non ci perderei tempo, salvo che il signor Presidente Professore non voglia intervenire. E anche nel biologico dobbiamo affrontare le resistenze. Potremmo avere, noi sappiamo che per alcuni principi attivi, insomma per alcune molecole o sostanze che usiamo anche in agricoltura biologica, facciamo un largo uso. E i rischi di selezionare delle resistenze esistono anche in biologico, non esistono solo nel convenzionale. E quindi l'attenzione che è già nel DNA del biologico, ma che va assolutamente sempre tenuta e presente, è quella che non dobbiamo adagiarci, anche se in una prima fase ci può risultare comodo, a continuare a ripetere soluzioni che ci paiono funzionare bene. Nel momento in cui io ne abuso, le uso troppo, rischio di selezionare delle resistenze. E questo vale nel convenzionale, ma vale anche nel biologico. E come diceva il prof prima, nel biologico potrei non avere qualche arma in meno nel momento in cui questo venisse a verificarsi. E allora andiamo a sintetizzare i principi della difesa integrata e scorniamoci sulle possibili differenze fra biologico e il resto dell'agricoltura. Allora abbiamo detto che il primo grande principio della difesa integrata è la prevenzione e abbiamo già discusso come in realtà il DNA del biologico li porti dentro e quindi sia in linea con quello che dicono, con i principi in generale della prevenzione che sono anche nell'allegato 3 della direttiva 128, che è un documento ben fatto, sintetico e penso possa essere per tutti i tecnici, coloro che lavorano in agricoltura e ovviamente per tutti gli studenti, un punto di riferimento su come fare delle scelte sempre con un approccio olistico. Allora, una volta che abbiamo fatto tutta la prevenzione, e anche nel biologico posso fare tanta prevenzione e anche un po' di meno, quindi è una scelta che poi porta a cascata tutto quello che succede dopo. Vuol dire anche rinunciare a delle superfici, vuol dire spendere più soldi, quindi c'è un equilibrio economico, tecnico, di prospettiva che fa parte delle scelte del biologico come del convenzionale. Allora, se ho fatto tutto il possibile per la mia prevenzione, io a un certo punto devo andare a vedere cosa veramente succede in campo. E abbiamo detto, vado a fare monitoraggio
guardo se le popolazioni a che livello sono, confronto con soglie e decido. E anche qui ho due scenari che valgono nel convenzionale ma valgono anche nel biologico. Le popolazioni, le avversità erano sotto la soglia di danno che dovrebbe essermi stata ben indicata con un metodo per valutare la popolazione o la malattia. Non supero questa soglia, non devo fare nulla, neanche in biologico e neanche in convenzionale. Invece, caso 2, mi trovo a dover fare a fare qualcosa perché quell'avversità ha superato la soglia di danno riconosciuta e che anch'io, nella mia esperienza, ritengo valida. A questo punto mi trovo di fronte a due scenari. Uno scenario che è quello di domandarmi se ho delle soluzioni non chimiche, e qua gioco un po' su questa parola, soluzioni che sono agronomiche, meccaniche, biologiche, tipo fare un trattamento con un bacillus, con un antagonista, introduco un antagonista, con tutti i metodi non chimici che siano ovviamente fattibili ed sostenibili nell'accezione più ampia di sostenibilità. Potrei, l'esempio stupidissimo, che potrei far fuori gli afidi andando in un frutteto che ama il prof e vado a man a schinsar tutti gli afidi. È chiaro che probabilmente è una lotta meccanica che alla fine potrebbe anche portare ai risultati, ma difficilmente sostenibile per varie motivazioni. Allora, la prima domanda è anche qui: ho soluzioni che sono nell'ambito del ristabilimento dell'equilibrio, soluzioni agronomiche di aumento ancora delle popolazioni di antagonisti, quindi sono soluzioni che tendono a ripristinare un equilibrio che è venuto a mancare nel mio agroecosistema, della diapositiva che abbiamo visto. Se è sì la risposta, il biologico, quanto e ancor più del convenzionale, deve scegliere quella. E potrebbe anche a trovarsi di fronte alla difficoltà di scegliere tra una cosa più veloce, far 4 interventi col piretro o con lo spinosad, discutevamo prima, e trovare una via più complessa ma più stabile e più capace poi di mantenere un equilibrio nelle stagioni successive. Questa è una scelta del biologico, secondo me, importante. Il signor Presidente d'accordo? Il mio collega Sandro? Il mio collega Silvano? Nulla da eccepire. Allora sono un provocatore ormai fallito, perché guarda, non si incassa nessuno, è il trista qua facendo. Bene, allora sono troppo politicamente corretto. No. Ecco, questa è l'offesa peggiore, però sono rovinato. La giornata è stata rovinata, basta. Bene, allora adesso cerco di recuperare un pelo verso la fine. Allora, a un certo punto mettiamo che la risposta, esistono soluzioni non chimiche, quindi nella linea che abbiamo appena descritto. No, la risposta è no, purtroppo per noi è no, non riesco a giocare sul riequilibrio del mio agroecosistema. A questo punto l'alternativa è: posso fare un trattamento chimico. Allora, noi abbiamo detto che un principio proprio solidissimo che ha fatto la differenza e anche la fortuna del biologico è quello che non deve usare di per sé, fra virgolette, salvo deroghe, e qua adesso comincio a fare un po' provocare il mio presidente, non posso usarli di fondo e quindi è chiusa la faccenda, però ci sono delle sostanze di derivazione naturale che sono ammesse, eccetera, eccetera, che però hanno caratteristiche di molecola chimica e che possono interferire anche in termini negativi sul mio agroecosistema, perché per esempio sono a largo spettro. Voi sapete che il piretro naturale, per quanto abbia una persistenza modesta e quindi abbia, diciamo, una minor capacità di interferire negativamente sugli equilibri che abbiamo visto prima, è comunque una molecola a largo spettro. E i piretroidi, che sono le molecole chimiche che
che diciamo, migliorano dal punto di vista dell'efficacia della persistenza il piretro naturale, hanno questo difetto normalmente amplificato proprio per la loro maggiore persistenza. Ma anche altre molecole di derivazione naturale, cioè, allora qua la provocazione è naturale, non per forza è bello e non per forza è scevro di ricadute negative. E questo noi dobbiamo saperlo. E se ammesso, allora il fatto di dire se è ammesso in biologico allora va bene, no, non è assolutamente detto questo. Ci sono stati nella storia, provo col mio amico Sandro, dei prodotti di derivazione naturale che erano molecole piuttosto severe. Sandro, se volessi dire due parole su questo, per cortesia. Sì, molto brevemente. Adesso io sono un collaboratore di Veneto Agricoltura, continuo a fare il consulente di diverse aziende agricole e negli anni ho accompagnato tante aziende che gestivano, diciamo così, la campagna in maniera, tra virgolette, convenzionale, le ho accompagnate al biologico, quindi facendogli così trascorrere il periodo di conversione fino ad arrivare alla certificazione biologica. Ed effettivamente, fortunatamente adesso alcune di queste molecole non sono più ammesse neanche in biologico, erano molecole che, a dire la verità, erano anche di difficile reperimento, però mi chiedevo all'epoca come mai prodotti come ad esempio gli estratti di legno quassio oppure il rotenone, che avevano dei profili tossicologici da paura, cioè molto peggiori di molte molecole di sintesi chimica, fossero ammessi nell'agricoltura biologica. È vero che erano di origine naturale, però ripeto, se guardiamo alla salvaguardia dell'ambiente, al mantenimento della biodiversità, erano molecole che assolutamente andavano contro questi principi. Oggi, mi corregga se dico qualcosa di sbagliato, mi pare che non siano più ammessi nel... Dai pure il microfono, Sandro. Il rotenone era un principiativo che proveniva da una pianta dell'Amazzonia e quant'altro. Gli indigeni prendevano questa radice, la buttavano nei laghetti, nella foresta, e il pesce stava su. Cioè era un prodotto potente. Il principio era che si potevano comunque usare delle molecole che esistono già in natura. Ecco, se vogliamo, no, semplificare la cosa. Poi c'erano delle altre, l'Ariania speciosa, non so se ve la ricordate, insomma la storia è lunga da questo, però insomma queste sono state abbandonate, anche perché non c'era molto altro, non avevamo molto altro in mano, per cui comunque noi avevamo visto i problemi che davano queste molecole e si usavano proprio in extremis, come usiamo in extremis anche adesso lo spinosad. Dico due parole dello spinosad. Lo spinosad è una molecola introdotta da un po' di anni che ci ha sicuramente risolto qualche problema, ma ce ne ha creati degli altri. Vi faccio solo un esempio. Noi prima dell'avvento dello spinosad non sapevamo o conoscevamo molto poco l'afide lanigero sui meli. È un'afide, ve lo farò vedere quando andremo nell'azienda lì del Bogolino, un'afide che viene, sì, praticamente lo troviamo adesso in questo periodo nella parte del colletto, no? Nella parte vicino al terreno, che però ha un antagonista, no? Che è la Philinus mali, che noi ci siamo accorti che da quando abbiamo iniziato ad usare lo spinosad, che evidentemente fa fuori la Philinus mali, lo ammazza, okay? Perché ha uno spettro molto ampio d'azione, va bene? E la fila lanigero è diventato un problema enorme. Un problema enorme. Abbiamo cominciato a ridurre molto gli interventi di spinosad. Il spinosad agisce molto bene sui lepidoteri, per esempio, no? Contro la Carpocapsa, che era il nostro, uno degli insetti più difficili da contenere per noi in agricoltura biologica, va bene?
abbiamo cominciato a ridurre notevolmente e la Felinus Mali ha ricominciato a fare il suo lavoro. Ecco, questo giusto per darvi l'idea, no? Abbiamo anche noi di prodotti pochissimi, però si devono usare proprio quando, e naturalmente in modo mirato, come diceva prima il dottor Furlan, cioè monitorando l'insetto, capendo quando è il momento di intervenire, va bene? E soprattutto se abbiamo delle alternative, non usandolo. Le reti anti-insetto, non so se dopo ci arriviamo, se hai qualcosa, arrivi anche le reti anti-insetto. Come... No, è uno dei casi che possono sorgere dalla discussione. Prof, hai facoltà di parlarne? Le reti anti-insetto sono reti che si mettono, diciamo, a cavallo del filare di meli, per esempio in questo caso, se parliamo di meli, va bene, che evitano che soprattutto la carpocapsa non entri a far danni sulle mele che ci sono sotto questa rete. Ok? Ecco. Mi ricordo che ormai sono passati quasi 20 anni e siamo andati in Francia, avevamo sentito parlare di questa cosa, di queste reti, e là erano disperati. Uno ha preso una rete antigrandine, sapete quelle reti normali antigrandine, l'ha buttata sopra e si è accorto che a fine campagna lì sotto non c'erano problemi di carpocapsa, e da lì è partita un po' tutta la questione. Adesso vedete un po' tutti saluto Giannini, non si distraga professore, mi scusi, era lì. Un po' tutti anche nel convenzionale usano le reti antinsetto, che aiutano moltissimo, ragazzi, aiutano moltissimo, perché evitano appunto di trattare alcuni insetti. Bene, ma voi pensate, faccio l'esempio del melo, se io ho una varietà resistente, e qua mi è venuta perché ho visto Giannini che ci sta parlando di campi varietali di mele resistenti alla ticchiolatura, che è un fungo per il quale si possono fare anche 25 trattamenti in una stagione, soprattutto nella pianura qua da noi dove c'è molta umidità. Metto una rete antinsetto sopra per evitare che alcuni insetti, e voi capite che si riduce moltissimo l'intervento, si riducono moltissimo gli interventi su queste piante di melo, va bene? È vero che la rete ha un suo impatto, ma voi pensate solo al terreno. Il terreno, che è l'elemento forte per la salubrità di una pianta, no? E quindi deve essere ben strutturato, non deve essere compattato. Voi pensate a un melo dove bisogna trattare continuamente per la ticchiolatura, la carpocapsa e compagnia bella. Cioè, avete mai visto nei filari quei fossi che si creano con i trattori e gli atomizzatori che continuano a passarci dentro? Ci avete visti ancora, no? Ecco. In quel caso lì è veramente si va a rispettare il terreno in modo che la pianta risponda decisamente in modo diverso. Insomma, ecco, per dirvi che tutte queste strategie che rientrano in una strategia integrata che diceva prima il dottor Furlan sono necessarie, sono utili e vanno sicuramente approfondite, ed è qua che bisogna investire. Investire in conoscenza, prego, certo. Solo per suffragare, sono troppo vicino, mi sposto un attimo. Solo per suffragare quanto detto da professor Quaini e per quanto riguarda... No, ho sbagliato tutti i due, scusa. Okay. Attribuiamo da Tiziano, continuamente. Okay? Da Tiziano, vabbè. Okay. Ma scusi, ci ma conosciamo da un po' di tempo, okay, ma loro insomma, non sono studenti. Coordinatore di Ave Probi. Sì, dai. Non si nega nessuno in No, Italia, infatti. perdona. Allora, confermo anch'io quanto dalla mia esperienza, insomma, ecco, opero in un'altra area, opero in un'altra zona, ma anche lì abbiamo un certo tipo di frutticoltura. Confermo, posso confermare quanto detto da Tiziano relativamente allo Spinosad. Ho notato anch'io negli ultimi anni, sia nel nostro impianto che abbiamo a Viliago, sia anche in altri piccoli impianti che seguono nella zona del Bellunese, ma anche della Pedemontana, impianti magari di biodiversità, di vecchie varietà di melo e quant'altro, dove si utilizza o dove ricorrono allo Spinosad una recrudescenza dell'Afine del Nigero.
Dove poi invece diciamo, abbandona o comunque si interviene con più oculatezza con lo Spinosad, si utilizzano altri mezzi, ho notato anch'io che c'è un automatico controllo, diciamo, dell'AFI della Nigero. Devo dire la verità, io sono più appassionato ancora del vecchio virus della granulosi, a mio avviso, che se usato oculatamente, anche questo è ritorniamo al discorso di difesa integrata e quindi controllo preventivo delle popolazioni, degli sfarfallamenti di Carpocapsa, io credo che sia ancora in questo momento forse una delle soluzioni migliori insieme con quella alle reti. La rete ha sicuramente molti vantaggi, ha un piccolo svantaggio, non che non ce l'abbia il virus della granulosi, il costo e poi il fatto che ultimamente questa è la mia, ancora magari gli impatti non sono proprio così evidenti, però col cambiamento climatico e con le avversità che riscontriamo, avere delle reti a protezione degli impianti, ho visto qualche danno già quest'anno, nel senso da vento e da quant'altro. Questo potrebbe essere uno dei limiti, diciamo, all'utilizzo. L'estremizzazione degli eventi atmosferici potrebbe creare, però d'altronde anche il virus della granulosi, dimentichiamoci, Carpocapsa 0, cioè dobbiamo aspettarci comunque un minimo di danno perché l'attività del virus non è abbattente come può esserlo per lo Spinosad. Tutto qua. Il virus è molto interessante perché va ad integrare altre forme però è più efficace su dove operi te che non dove opero io in pianura, dove abbiamo 4 generazioni. Il virus purtroppo lo usiamo in prima generazione, dopo le temperature, l'irraggiamento e quant'altro, il virus. Per cui ti ripeto che rischiamo veramente di dover intervenire con lo Spinosad successivamente per cui la rete, secondo me, chiaro, deve essere ancorata bene, se no l'effetto vela di una rete sul filare spazza via tutto, deve essere fatto bene il lavoro, certo. Grazie. Volevo semplicemente integrare quello che diceva precedentemente, non so se chiamarlo... Il coordinatore, abbiamo deciso il coordinatore. Okay, perché ho sentito che... Mi piace anche okay. Allora, insisto con Presidente Tiziano. Per dire che la rete è estremamente efficace nei confronti di Carpocapsa, ma non dimentichiamo che specialmente certe soluzioni di rete sono estremamente efficaci contro la cimice asiatica, che è uno dei flagelli di questi anni, specialmente in certi ambienti, su certe specie, nell'ambito di alcune specie, specialmente su determinate varietà. Sì, concordo col discorso del virus della granulosi. Il virus della granulosi funziona benissimo sulla prima generazione perché io poi opero in una zona che forse ancora di più di pianura perché vengo dalla provincia di Ferrara, quindi più pianura di così non si può perché siamo sotto il livello del mare. Funziona benissimo sulla prima generazione in effetti anche perché sfrutta il fenomeno del vagabondaggio delle larve una volta che nascono, che invece è estremamente limitato se non assente nelle generazioni successive alla prima, di conseguenza il virus dalla seconda generazione in avanti ha gioco forza una efficacia decisamente più ridotta. Se ho ancora un minuto volevo parlare di una... Le è concesso. Grazie. Di una misura di prevenzione che ad esempio a Ferrara, ma non solamente a Ferrara, siamo stati costretti a mettere in atto, ma che sta portando dei problemi proprio sulla struttura del terreno. Mi riferisco, noi a Ferrara abbiamo tantissime pere abate, ne avete tante anche voi in Veneto, ma in provincia di Ferrara diciamo che è la coltura per eccellenza, e da qualche anno abbiamo il problema della maculatura bruna, Staphylium vesicarium, e che è un'avversità che dal punto di vista chimico non riusciamo a controllare.
si riesce a controllare, o meglio, si ha la speranza di riuscire a controllarla tramite misure di prevenzione, cioè si sfrutta il fatto che il fungo sverna nel terreno inerbito e si moltiplica durante la stagione primaverile estiva sempre sul terreno inerbito, in modo particolare quando l'erba viene sfalciata, perché sfrutta la degradazione, diciamo così, della materia vegetale. La misura di prevenzione in cosa consiste? Consiste nella rottura del cotico erboso. Da questo punto di vista è un tornare indietro, cioè non è un avanzamento della tecnica, purtroppo è una regressione della tecnica che si è resa necessaria se vogliamo evitare che si realizzino delle concentrazioni di fungo talmente elevate come non si erano mai viste in passato. Noi siamo passati nel giro di pochissimi anni dal controllare più o meno agevolmente, diciamo così, con un numero neanche eccessivo in alcuni casi di trattamenti, questa patologia, a ritrovarci con dei danni anche dall'80, 85, 90%. Quindi è stato giocoforza necessario cercare delle misure di prevenzione. Purtroppo la rottura del cotico erboso fa sì che quando si deve per forza di cosa entrare per fare i trattamenti, specialmente in determinate stagioni, come la stagione primaverile, dove abbastanza spesso piove, ed è proprio la pioggia che poi ti costringe a fare i trattamenti, specialmente per i funghi, fa sì che si va a rovinare la struttura del terreno, al di là dei danni che si creano proprio con la rottura del cotico, perché sappiamo che comunque l'erba porta ad una, fra virgolette, fertilità biologica del terreno oltre che chimica, e tutta una serie di conseguenze positive per il terreno. Ecco. Era solamente per dare ragione al dottor Furlan quando diceva che operare in agricoltura si opera in un ambiente estremamente complesso e direi anche complicato. Grazie. Allora, ne approfitto, faccio Sì. un piccolo blitz. No, sempre sulla maculatura. Io con dei miei colleghi abbiamo notato una cosa però, fra un abate coltivato in biologico, un abate coltivato in convenzionale, noi abbiamo decisamente meno problemi di maculatura. E la spiegazione che ci siamo dati è soprattutto sulle concimazioni abbondanti che si fanno nel convenzionale. Perché è chiaro che più azoto metti, soprattutto, no? La maculatura trova terreno fertile. Ecco, questo mi sento di dire, che anche se ti dirò che è una pera che io cerco di consigliare il meno possibile, anche se è la pera, ma questo che ti ho appena detto sulla concimazione lo verifichi dopo anche sui calibri delle pere, cioè convenzionale e biologico, voglio dire, no? Ecco, lì vuol dire che gliene danno, insomma, ecco, e quindi dopo è chiaro che... Allora, questa interessante discussione ci evidenzia in modo clamoroso, vorrei dire, come non può che esserci un approccio olistico. Tutte le scelte hanno un'interazione, una perturbazione su quell'ecosistema di cui abbiamo parlato, che sono determinanti per il risultato finale e per l'applicazione della legislazione sulla difesa integrata. Il fatto di avere cultivar resistenti riduce il numero di trattamenti, il numero di trattamenti riduce il calpestamento del terreno, la riduzione del calpestamento del terreno consente uno sviluppo vegetativo e una sanità delle piante maggiore e una capacità di resistere a altre malattie, con riduzione di eventuali altri interventi e quindi un equilibrio complessivo migliore. Questo in generale, quindi ciascuna scelta ha tutta una serie di interazioni e ogni intervento sulla sinistra della diapositiva deve tener conto di tutto quello che succede e un modello olistico ben fatto che integri tutto è la risposta migliore che noi possiamo avere, ovviamente insieme alle innovazioni tecnologiche per migliorare queste interazioni man mano che impariamo dalla ricerca. Abbiamo avuto una richiesta che io giro a voi, visto che siete più frutticoltori di me, guardo voi tre, e Dennis Verdella, un nostro ascoltatore del momento, ci dice: ma mi è arrivata la cimice asiatica nel meleto e sto facendo interventi con piretto naturale, non è facile. Allora,
Faccio una premessa nella risposta: stiamo cercando di fare un controllo biologico di tipo classico con l'introduzione degli antagonisti, e questo sta già dando dei primi risultati, e c'è una speranza nel ritrovare un equilibrio con questa strategia generale di controllo biologico. Tuttavia io devo gestire anche il presente. Il mio ormai presidente cosa suggerisce al nostro amico Dennis? La cimice, ragazzi, è una bestia terribile. Le reti però in questo caso... Ecco, nel biologico il massimo che possiamo fare e che dà la resa massima per quel poco che ci dà è una miscela di pireto e olio bianco, ma che ci dà una grossa mano sono le reti anti-insetto. Da lì non si scappa, non abbiamo, ma credo anche nel convenzionale, non credo che, non so tu. Confermiamo. No, purtroppo non c'è niente da dire neanche sul convenzionale, perché ci ritroviamo neanche con delle armi spuntate, ma con mi verrebbe da dire, delle non armi, nel senso che ci sono alcuni principi attivi che un po' dalle prove di laboratorio, un po' anche per l'esperienza di campo, si capisce che un minimo di attività ce l'hanno. Però se devo, come posso dire, riflettere sull'esperienza che hanno avuto i modenesi, che sono stati i primi purtroppo ad avere a che fare con questo insetto, e diciamo negli anni peggiori trattavano anche ogni 2, 3, 4 giorni con dei fosforganici senza ottenere nessun risultato, mi viene da dire che veramente le armi sono non spuntate, ma è come se fossimo senza armi. Di conseguenza diventa strategico l'utilizzo delle reti. Poi non abbiamo affrontato le differenze, ad esempio, fra reti monoblocco e reti monofila. È ormai evidente che funzionano molto meglio le monofila rispetto alle monoblocco, anche nei confronti della cimice asiatica. Per cui a Dennis, che conosco bene perché è un ferrarese che si occupava... Allora, ti sei portato la clacca qua! Si occupava della fondazione... si occupava della Fondazione Navarra, del frutteto della Fondazione Navarra, per cui lo conosco bene. Abbiamo fatto anche delle prove insieme sulle reti anti-insetto. Mi verrebbe da dire di pazientare, anche se so che è molto difficile, perché vuol dire perdere dei soldi in un'attività in cui invece si è investito. Abbiamo qualche speranza appunto sul controllo biologico, unita anche alla possibilità di avere eventualmente un modello previsionale che, sperando di avere qualche molecola che sia efficace, o che si scopra qualche molecola efficace, che sia di origine naturale, che sia di origine sintetica, possa consentire di mirare meglio i trattamenti rispetto a quello che si fa oggi, dove tante aziende invece trattano sostanzialmente a calendario. Che è contro i principi della difesa integrata, ma dobbiamo dare gli strumenti per applicarla alla difesa integrata. Quindi uno dei progetti che abbiamo in corso e sui quali siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione per raggiungere il prima possibile, nel miglior modo possibile, i risultati, è quello di mettere a punto un modello previsionale per la cimice asiatica, dove la cimice asiatica ha già dimostrato di essere potenzialmente e anche concretamente molto dannosa. E quindi questo è quindi altra conclusione, altra osservazione: nel biologico serve tanta ricerca, o ancora più ricerca di quella che serve nel convenzionale. Quindi il fatto di essere biologici non ci esclude di dover continuamente migliorare e aggiustare le strategie che di giorno in giorno applichiamo nel nostro agroecosistema biologico. Noi stiamo arrivando alla conclusione, il nostro tempo è finito, o quasi finito. Io lascerei a qualche domanda dei nostri studenti presenti o domande di chi ci sta seguendo in collegamento Facebook. Cari ragazzi, avete qualche questione spinosa, un po' light da porre?
Prof, l'ultima provocazione. Presidente, l'ultima provocazione. Se lo devo provocare io sempre. Vabbè, allora io passo alle conclusioni. Allora, se devo, non provoco più, ma passo alle conclusioni. Allora, io penso che sia stato una buona scrematura delle problematiche che abbiamo nell'applicazione della difesa integrata in biologico, e chiaramente abbiamo soltanto dato un'impostazione generale e individuato degli spunti di discussione. Molto di più può essere fatto, e qui ci facciamo un pelo di pubblicità. Vi diciamo che nei nostri bollettini, che trovate nel sito di Veneto Agricoltura e che potete richiedere di ricevere via email, trovate molte soluzioni per il monitoraggio, per l'applicazione della difesa integrata, per l'applicazione di tutti i principi della difesa integrata, anche derivanti da sperimentazioni che stiamo conducendo da anni per migliorare sempre di più le conoscenze su tutte le accoppiate cultura-avversità e su un approccio olistico che tiene conto di tutto quello che succede per tutte queste accoppiate in qualsiasi settimana, per tutto l'arco dell'anno e della stagione produttiva. Non so se possiamo dire alla prossima, ma può darsi ci sia una prossima, e quindi arrivederci a tutti.